Condizionata, cavalli di 5-6 anni, ritirato Electric DL, sono in 5 Event Rose, Flaura, Eucalion, Frisson, Francisco Benal, favori nettissimi per Eucalion, Andrea Farolfi, numero 4, reduce da due affermazioni molto convincenti, Frisson l'alternativa principale. In partenza Frisson veloce, va subito a condurre nei confronti di Event Rose che ha all'esterno Eucalion. Event Rose serra sotto, Eucalion all'esterno, ma in vantaggio è Frisson che completa i primi 200 in 15. Eucalion si impegna all'esterno, contatto Event Rose, allunga la battistrada sulla presenza esterna di Eucalion. I due danno vita a un quarto iniziale molto svelto, 29-4 per i primi 400 metri di gara, con Frisson che se la gioca al comando, Eucalion che insiste al suo esterno, ha perso contatto Event Rose e intanto se ne vanno i primi 600 metri di gara molto veloci, con un parziale addirittura in 14-9 in curva, 44-3 per i primi 600, con Frisson che viene ancora attaccato da Eucalion. I due hanno preso una trentina di metri di margine da Event Rose che è seguita a sua volta da Flaura, più indietro invece Francisco Benal, e il duello continua fra i primi due. Chilometro che viene coperto nell'ordine del 1:13:2 e ora Eucalion sta passando su Frisson che ha tentato di contenerla in tutti i modi, ma l'allievo di Andrea Farolfi passa a 500 dalla conclusione e ora sull'ultima curva si avvantaggia nettamente, una quindicina di metri, e scava Eucalion per presentarsi isolato addirittura d'arrivo e fare passerella per la terza consecutiva, anche questa molto convincente, dopo un chilometro in 1:13:2 scoperto all'esterno. Vince davvero facile, mentre per il secondo è ancora Frisson che tiene a bada Event Rose. 1:13:7, 30,5 chiudere, ma quando i giochi erano ormai fatti, conferma di tutto i progressi mostrati negli ultimi tempi da questo Eucalion che Andrea Farolfi presenta in condizione superba. Trova la terza vittoria a seguire per conto di Harry Rantanen e del signor Andrea Liberto.